Ancora un buongiorno, ben trovati agli approfondimenti di A Voi la Linea. Sono arrivati da alcuni giorni i primi studenti ucraini a Udine, un inserimento non facile visto che mancano i mediatori linguistici. Allora siamo andati a capire come si è ovviato al problema negli istituti del capoluogo e come è stata l'accoglienza. Abbiamo in collegamento Davide Vicedomini. A te Davide. Ci troviamo con Maria Elisabetta Giannuzzi del comprensivo secondo e primo di Udine, perché qui da alcuni giorni sono stati accolti degli studenti dell'Ucraina. Quanti esattamente? Sì, al momento abbiamo frequentanti 12 bambini e ragazzi nell'EC2 e altrettanti nell'EC1. Sono quelli. Complessivamente a Udine quanti, se ha qualche dato? Dovrebbero essere tra i 40 e i 50, credo probabilmente una cinquantina. Ecco, sono numeri che oscillano, sono in aumento, com'è la situazione? Sono numeri molto oscillanti, ci sono ragazzi che si sono iscritti, hanno frequentato qualche giorno, poi con le famiglie hanno pensato di raggiungere parenti in altre regioni e quindi si sono trasferiti. Ci sono ragazzi che invece si sono fatti raggiungere da altri parenti. Tendenzialmente il numero è in aumento. Il numero è in aumento e come funziona il loro percorso formativo? Come riuscite a inserirli? Allora, c'è da dire, e ci tengo a sottolinearlo, che nella città di Udine, un po' in tutta la regione, c'è un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri ben rodato e ben sperimentato, cioè una tradizione consolidata. Quindi l'accogliere bambini che non parlano la lingua italiana non ci ha messo in particolare difficoltà. Abbiamo strumenti, materiali didattici per i bambini che non parlano l'italiano. Abbiamo anche la fortuna di avere maestre e docenti di scuola secondaria di primo grado che sono specializzate nel cosiddetto italiano L2, cioè sono corsi di italiano per stranieri che non conoscono l'italiano. Quindi anche se non abbiamo ancora soddisfatto la necessità di mediatori ucraini, riusciamo a sopperire a questa mancanza sfruttando i materiali e i protocolli che già mettiamo in atto. La difficoltà è che questi bambini vengono da un contesto traumatico e quindi la priorità per noi è farli sentire al sicuro, farli sentire sereni e ben accolti. Viene fornita quindi un'assistenza anche psicologica, possiamo dire? Sì, abbiamo uno sportello, la difficoltà di ascolto psicologico, la difficoltà è la lingua purtroppo perché lo psicologo non parla ucraino. Le maestre però sanno che gli obiettivi didattici passano in secondo piano e sono gli obiettivi sociali e di relazione la nostra priorità. Lei ha parlato anche di materiale didattico che voi avete a disposizione, digitale, tutto, immaginiamo, sì. cioè, Sì. l'avete già insomma a disposizione? Sì, sia in cartaceo sia in digitale, ci sono diverse risorse, delle carte linguistiche, carte tematiche, proprio testi dedicati all'apprendimento dell'italiano L2. Come sono stati accolti, una curiosità, magari dai ragazzi, insomma, dai loro coetanei? Devo dire molto bene, è stata quasi una festa, cartelloni, palloncini. La cosa importante però, e ci tengo a sottolinearlo, non è tanto il momento dell'accoglienza come festa, è la quotidianità, perché è quello che questi bambini hanno perso e noi dobbiamo restituire loro una vita normale, una vita serena, quale deve essere quella a cui hanno diritto tutti i bambini e tutte le bambine. E loro direttamente, i ragazzini ucraini, come sono stati? Diciamo qualcuno i primi giorni aveva tanto nostalgia di casa, ci sono anche bambini che sono accompagnati dai nonni che non hanno, le cui mamme e cui papà hanno scelto di rimanere in Ucraina ed è comprensibile avere nostalgia di casa. E noi cerchiamo di consolarli, di farli tornare a giocare, cosa che non hanno fatto. Ci vuole tanta pazienza e la cosa più importante è farli sorridere. Ecco. La nostalgia è un sentimento che ci aiuta a crescere e noi abbiamo il compito di aiutarli a comprenderla. Bene, noi ringraziamo allora Maria Elisabetta Giannuzzi e dalla Valussi, dove ci troviamo in questa sede. È tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Davide Vicedomini, ora da Alexis Sabato per farci raccontare di una mostra che è stata inaugurata al Palmanova Village e si intitola Women, un mondo in cambiamento.
Ci troviamo al Palmanova Village, l'inaugurazione di una mostra tutta al femminile, ricca di significati. Ce la racconta Giada, anche perché oggi la inaugurate qui, ma viene inaugurata anche negli altri village. Sì, buongiorno. Women, un mondo in cambiamento, è la mostra che oggi inauguriamo sui 5 village della Land of Fashion. Abbiamo scelto per questa mostra come partner National Geographic, un nome internazionale della cultura. La mostra è un viaggio attraverso la storia di donne ispiratrici, delle loro conquiste, delle avversità che hanno dovuto attraversare e dei loro traguardi. È un viaggio che racconta 130 anni della condizione femminile. La mostra è suddivisa in 6 sezioni e comprende 60 foto. Ogni immagine è piena di significato e ricca di emozioni e vuole trasmettere all'utente la condizione e le diverse attività e traguardi delle donne. Per esempio questa che sta inquadrando adesso il nostro Paolo Bassi ha un significato importante per il mondo femminile. Sì, queste 2 foto danno il volto alla mostra, sono immagini molto forti, da una parte la conquista del ruolo della donna e dall'altra parte le criticità di una donna col burqa integrale. Voi vorrete dare quindi un'emozione in più ai vostri utenti, non solo shopping ma anche la possibilità di vivere cultura. Sì, diciamo che DNA della Land of Fashion è stato sempre quello di coniugare la nostra vocazione fashion a quello che è il territorio, a quello che è la land. E come lo facciamo? Attraverso degli appuntamenti e degli eventi che abbiano cultura, intrattenimento, arte, storia. Vogliamo dare ai nostri clienti un motivo, una fruizione ulteriore e un motivo in più di visita al village. In questo caso come lo facciamo? Con questa grande mostra internazionale che Però c'è stata anche un'altra occasione che ha avuto subito successo, che ha riguardato anche il mondo della salute al femminile. Sì, diciamo che tutto il primo semestre è dedicato alla donna. Abbiamo appena concluso un'attività svolta in collaborazione con un partner tecnico Welfare Care. Abbiamo regalato per 3 giorni visite senologiche, ecografie e mammografie alle donne del Friuli Venezia Giulia dai 35 ai 49 anni. È stato un successo inaspettato, infatti nel giro di mezza giornata abbiamo riempito tutto il calendario dei 3 giorni, proprio per questo abbiamo deciso di ricalendarizzare 2 giorni con questo tipo di appuntamento. Ritorniamo alla mostra e con Paolo magari ci spostiamo, andiamo in un'altra sezione perché andiamo all'attualità. Purtroppo se ne parla in questi giorni della guerra in Ucraina e una protagonista della vostra mostra fotografica è proprio sul posto. Sì, la fotografa Lindsay Addario è in prima linea adesso nella guerra in Ucraina e la curatela di National Geographic ha scelto lei come fotografa d'eccellenza per la mostra. Come sono composte le sezioni? Siamo qui, vediamo 2 foto in particolare e poi una foto racconto, possiamo dire così? Sì, allora ogni sezione è composta da 10 foto, 2 sono foto unite da un'unica storia e inoltre c'è una foto through the lens, una foto raccontata. Le sezioni sono 6, sono possibili fruirle in maniera libera, non c'è un vincolo di un prima e di un dopo. La mostra sarà aperta 7 giorni su 7, dalle 10 alle 20 ad ingresso libero. Fino al 19 di giugno. E ora parliamo della prima edizione del concorso We Love Safety che ha coinvolto oltre 700 studenti delle scuole medie superiori della regione. Le vincitrici sono Giorgia Constance Muangala dell'IC Milani di Aquileia con il progetto Caschetto di protezione e con il progetto Giubbino ad alta visibilità Elisa Fabri dell'Isis Mattiusi Pertini di Pordenone.
La creatività dell'arte si è impossessata di caschetti e giubbini ad alta visibilità per la sicurezza dei lavoratori del settore edile. Protagonisti di questo particolare progetto sono stati gli oltre 700 studenti delle scuole medie e superiori del Friuli Venezia Giulia, che hanno preso parte, affiancati anche dalle famiglie, alla prima edizione del concorso We Love Safety, promosso dalle casse edili di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. L'obiettivo era quello di avvicinare i giovani all'edilizia, no? Si parla dell'edilizia come di un settore che sta ripartendo e ha bisogno di giovani. Ha bisogno di giovani sia come operatori, ma ha bisogno un po' dello sguardo dei giovani, no? Della freschezza dei giovani, e questo era l'obiettivo. Devo dire che la partecipazione è stata molto ampia e anche con risultati ottimi, tanto da essere difficile scegliere i vincitori. E il risultato è un risultato diverso da quello che siamo abituati ad associare all'edilizia, quindi un risultato di bello, di fresco, di nuovo, è proprio quello che ci interessava e l'obiettivo è stato raggiunto. Tra l'altro avete coinvolto gli studenti di tutta la regione. Sì, medie e superiori di tutta la regione, con un'ampia partecipazione, quindi anche questo insomma, è un segnale importante. Tra l'altro è un binomio particolare, arte e sicurezza, no? Come l'hanno interpretato i ragazzi? È nel modo migliore, perché sono comunque più liberi e più immediati, e anche con dei risultati che vanno oltre le aspettative che avevamo, quindi volevamo un po' rendere più nuovo, più vicino ai giovani l'immagine dell'edilizia ed anche dell'edilizia sicura su cui si punta da tanti anni, ed effettivamente siamo circondati, no, dalle loro opere, è stato proprio un bel risultato. Sono stati fatti dei lavori di qualità con consapevolezza, arte, ed è quello che noi speriamo che sia il futuro di questo settore, un settore dove richiede molta manodopera, molte competenze anche tecniche che facciamo difficoltà a intercettare. Infatti è un binomio particolare, quello dell'arte con la sicurezza, però sempre valido. Assolutamente valido. In edilizia le lavorazioni sono in continuazione diverse e sono lavorazioni che possono spaziare dall'edilizia tradizionale alle finiture. Da quest'anno noi abbiamo aperto a Udine un percorso anche sulle lavorazioni artistiche, cercando di coinvolgere anche le ragazze, quindi il gentil sesso, dove la manualità fine è particolarmente spiccata. Questa è la prima edizione, che indicazioni vi ha dato? Allora, questa prima edizione ha avuto dei risultati al di là delle nostre aspettative, più di 700 ragazzi coinvolti, e il nostro augurio è quello di continuare in questo progetto, in quanto io lo vedo come l'aereo che all'inizio deve consumare tanto carburante per decollare, dopodiché si raccoglieranno i frutti, e assolutamente è un progetto che avrà grande diffusione e creerà cultura della sicurezza partendo dai più giovani. Grazie anche ai fondi stanziati dalla Regione abbiamo avuto l'opportunità di investire su questo tema in questo modo. Cosa hanno indicato le creazioni di questi studenti? Che tipo di giovani vede? Ma premesso che ho dato un'occhiata così veloce al risultato, ho visto tantissime opere anche dal punto di vista grafico molto interessanti. Io credo che i giovani abbiano bisogno di seguire questo percorso di formazione legato appunto alla sicurezza, legato anche alla loro espressione personale, perché chiaramente imporre determinate cose dall'alto è sempre un concetto negativo secondo me, per cui se loro riescono a partecipare direttamente a un qualcosa che può condurre a una maggiore sicurezza domani nel mondo del lavoro, è la cosa migliore. Tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. Andiamo a Rivignano Teor per parlare di un film che è ambientato proprio in paese, che lo vuole promuovere, che vede protagonisti 6 undicenni del posto. Ci sono nella pellicola anche il sindaco e il parroco. L'idea del gruppo ricreativo del paese Dream e Delight nasceva come progetto teatrale, ma poi per l'impossibilità di portarlo in scena a causa Covid è diventato un progetto cinematografico. Verrà proiettato i prossimi 9 e 10 aprile all'Auditorium Comunale.
Oggi vi raccontiamo una bella iniziativa di Rivignano Teor assieme a Nicola Valentinis e Elisa Zatti, che sono 2 registi, e Cristian Cecco, arrangiatore e cantante. Un film interamente ambientato nel territorio di Rivignano Teor, con protagonisti dei giovanissimi. Dei giovanissimi ragazzi, all'epoca del film avevano 11 anni. La storia brevemente è quella di Calandrino, un rampollo discendente di una nobile famiglia che ha sperperato in una vita dissoluta pur avendo 11 anni e decide di truffare vari commercianti del paese e comitive di turisti assieme al diabolico maggiordomo Settimio. Non ci riescono, per cui decidono per il matrimonio. Comprano un'argentina su Amazon, una ricca ereditiera, la fanno arrivare imballata, la sposano, questa si presenta all'appuntamento in Friuli a Villa Otelio con una gatta, Saveria Maria, una gatta persiana di 7 generazioni, occhio azzurro cobalto, dal valore di 20.000 euro. Loro escono a cena e gliela mangiano. Sostanzialmente il film si snoda nel tentativo di Esther di ritrovare la gatta, poi c'è una gattara medium complice loro che gli fa credere sposa il conte e io tornerò da te e in testa gli tutti i tuoi beni. Da qui si snoda tutto, c'è un po' di tutto, chef stellati, parroci, scena da Don Camillo e abbiamo valorizzato il territorio con viaggi sul fiume Stella e Villa Otelio in particolare. Quindi è un modo per promuovere il vostro territorio, ma anche per fare cultura in un momento dove non si poteva perché c'era il lockdown. Sì, esattamente. Abbiamo portato sul video quello che era un progetto inizialmente teatrale, poi le autorità del paese e il sindaco in primis ha detto beh, se tiri fuori una parte anche a me, ma non mi far fare il criminale, per cui il sindaco farà il sosia di se stesso e diciamo questi 2 ragazzini criminali useranno un sosia del sindaco, sempre fatto dal sindaco, per far credere a una comitiva di turisti che Villa Otelio è Barolo e loro pagano il biglietto per entrare, soldi che intascheranno assieme al sosia del sindaco. Elisa, la prossima settimana farete vedere a tutta la comunità questo bel film, questo bel progetto che vede protagonisti dei ragazzini davvero molto bravi. Sì, infatti siamo davvero contenti di essere arrivati finalmente al momento in cui possiamo condividere con tutti i nostri concittadini questo film girato interamente a Rivignano e con protagonisti di Rivignano. Infatti, cosa a cui tengo veramente, sono stati coinvolti molti cittadini, anche un po' i personaggi, se vogliamo, un po' più singolari e coloriti del paese, e quindi sono intervenuti in tantissimi. Abbiamo trovato veramente una bellissima accoglienza sia tra i cittadini che anche tra le associazioni e anche gli esercenti. Ricordiamo il titolo del film, ma anche come nasce questa idea. Allora, il titolo è Friul Baby Criminals. Già qua si capisce che è tutto friulano, ma questi ragazzini, come ha detto appunto Nicola, sono davvero molto bizzarri e ne combinano di ogni genere. E beh, l'idea nasce proprio perché noi volevamo rilanciare questi ragazzi, i protagonisti, che sono 6, facevano già parte di un gruppo teatrale in cui io e Nicola facevamo da guide, diciamo. E da lì poi, causa lockdown, abbiamo detto vabbè, perché non tramutare questa trama teatrale in un qualcosa di cinematografico, visto che chiaramente il teatro si era interrotto, non era possibile più accedere. E allora abbiamo rilanciato con questa sfida e abbiamo effettivamente poi ottenuto un risultato che speriamo verrà apprezzato. Prossima settimana verrà visto in che giornate e dove? 9 aprile, ore 20:30 presso l'Auditorium Comunale di Rivignano Teor e domenica 10 aprile alle ore 20 presso l'Auditorium Comunale di Rivignano Teor. In un film non possono mancare le colonne sonore, anche tutto questo voi avete pensato e soprattutto Cristian Cecco, che lavoro avete fatto? Ma in realtà i pezzi sono pezzi famosi, comunque con un testo rifatto che ha sempre comunque rifatto Nicola, cioè sono io, altre persone, c'è un gruppo di ragazzi, gli allegri ma non troppo. Quali sono le vostre aspettative adesso che avete realizzato questo film e appunto si potrà vedere in paese il prossimo weekend? Allora, sicuramente una delle aspettative è quella di far capire quanto Rivignano offre dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e anche a livello culturale. Ricordiamo che la Villa Otelio Savorgnan è diciamo un punto FAI, ok? Quindi è un punto importante dal punto di vista proprio anche territoriale e culturale. E Rivignano offre tutto, natura, belle persone, associazionismo, enogastronomia, c'è veramente tutto. Quindi noi vi invitiamo a venire a Rivignano Teor perché sicuramente di questo non rimarrete delusi. È un bel modo di fare promozione del proprio territorio e avvicinare i giovani del territorio stesso. Vi ringrazio e complimenti per il vostro lavoro. In bocca al lupo.
Domenica alle 9:30 a Prossenicco ci sarà un'inaugurazione del locale circolo mountain bike e di 4 nuovi sentieri che sono stati ripristinati dal circolo Riders Brothers Crew, che danno appuntamento per scoprire le bellezze del territorio, ovviamente assieme all'amministrazione comunale. Sindaco, questa domenica c'è un evento importante dal punto di vista sportivo ma anche turistico, perché appunto sono questi due ambiti chiave che vengono uniti. Che cosa accadrà? Abbiamo un'inaugurazione di un punto molto importante per il nostro territorio, di valorizzazione turistica, chiaramente ampliamento anche di nuove attività sul territorio nell'ambito dello sviluppo di percorsi cicloturistici, e anche grazie a questo gruppo di ragazzi che si è instaurato sul nostro territorio molto fortemente, con ripristino anche dei sentieri. Quindi questa domenica ci sarà proprio l'inaugurazione, la partenza di questa attività molto importante per noi, che come amministrazione chiaramente sosterremo anche nel futuro, perché è considerata comunque un'attività molto importante per il nostro territorio. Grazie a questi ragazzi qui abbiamo la possibilità di ripristinare vecchi sentieri, vecchie mulatiere che chiaramente erano dismesse o abbandonate in questi ultimi anni, e quindi dare la possibilità a turisti di frequentare il nostro territorio e incrementare così chiaramente anche l'economia delle piccole attività presenti. Questo è un progetto che nasce 2 anni fa dalla volontà nostra di portare il territorio di Taipana, in questo caso, alla portata di tutti tramite appunto la bicicletta. Stiamo facendo conoscere al turismo queste zone che sono state un pochino abbandonate nel tempo, e quindi domenica faremo l'inaugurazione del nostro circolo a Prossenicco, dove verranno inaugurati 3 nuovi sentieri. I 3 nuovi sentieri hanno un lavoro dietro che sta durando da un annetto circa, e il lavoro è appunto della nostra associazione Riders Brothers Crew, che porta al comune di Taipana il movimento bicicletta per poter portare del turismo, e appunto sia in bici che a piedi, o comunque la valorizzazione delle nuove aziende come noi, come SD, le Proloco del territorio, e comunque anche portare nuovi lavori, posti di lavoro, perché stiamo appunto creando dei nuovi posti di lavoro per dei ragazzi che lavorano con la passione, sostanzialmente la bicicletta e il trail building, che è la costruzione e mantenimento dei sentieri. Come è scattata la scintilla? Come è nato tutto questo? Dalla nostra passione di andare in bicicletta, e cosa che non tutti fanno e non tutti pensano, è un sentiero come lo gestisco, come può un sentiero essere fruibile a tutti quanti quelli che lo utilizzano, e quindi la nostra volontà è quella di portare la bicicletta in un sentiero tenuto bene, bello, divertente, e noi questo lo facciamo, quindi la volontà di andare in montagna e in bicicletta con dei sentieri fatti da noi e curati. Poi avete ancora tanti obiettivi sempre sulla base di questi punti fermi che abbiamo elencato. Certo, il nostro progetto chiave è denominato Taipana Trail, che coinvolge e abbraccia varie frazioni del comune di Taipana. Siamo in collaborazione per sviluppare e promuovere il territorio a livello di forme ecosostenibili, a livello di turismo. Quindi attraverso la bicicletta cerchiamo di promuovere, in collaborazione con Natizona Outdoor, il comune di Taipana e varie realtà locali, il territorio come suddiviso in Prossenicco Bike Zone. Cioè in pratica Taipana Trail è il macro progetto che abbraccia Prossenicco Bike Zone, in cui abbiamo al centro della nostra rete sentieristica questa sede in cui promuoviamo corsi di ciclomeccanica, primo soccorso, psicologia dello sport e prevenzione e sicurezza, sempre legati al mountain bike. Chi volesse saperne di più, allora, visto che ci sono tutte queste possibilità, dove vi trova? Ci può trovare come Riders Brothers Crew sui profili social, Instagram e Facebook, oppure tramite la mail ridersbrotherscrew@gmail.com. E per questa edizione e per questa settimana è tutto. A voi la linea torna lunedì, sempre alle 12:45. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.